nella seconda metà dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, Vittorio Veneto era una città completamente tappezzata da stabilimenti bacologici. E cosa erano gli stabilimenti bacologici? Erano degli istituti che erano nati nella seconda metà dell'Ottocento per un motivo innanzitutto sanitario, perché la produzione bozzoli, la bachicoltura era stata colpita da una malattia che si era diffusa in tutta Europa e che aveva richiesto, per essere diciamo così superata questo problema, ha richiesto praticamente l'adozione di un metodo del tutto speciale che era stato poi codificato e approntato da Louis Pasteur, il famoso scienziato, il quale ha dedicato parecchi anni della sua vita e poi si è dedicato fino praticamente alla sua morte sempre a migliorare appunto anche le conoscenze per portare sempre un progresso anche nel campo appunto della produzione del seme bachi. Questo superamento di questa malattia ha richiesto appunto la codifica di operazioni non per niente semplici, si era richiesto l'esame microscopico di tutte le farfalle che deponevano le uova e tutto, per cui ha comportato la nascita di un'industria particolare, l'industria bacologica. Questo tipo di industria si era sviluppata, si era andata affermando sul territorio in due città. Una era Ascoli Piceno, che già da prima che nascesse questa epidemia era una città tradizionalmente, proprio per tradizione, importante nell'ambito della produzione del seme bachi, che ovviamente anche prima c'era, perché gli allevamenti di bachi necessitavano ovviamente delle uova, senza delle quali non c'era la partenza, no, della bachicoltura. Però per l'adozione del metodo Pasteur vedrà poi una nascita molto importante di stabilimenti bacologici qui a Vittorio Veneto, tant'è che la città era tappezzata, come dicevo prima, da stabilimenti bacologici. Basti pensare che partendo anche dalla cattedrale dove siamo adesso in biblioteca, no? Civica, venendo in giù, era tutto uno stabilimento bacologico, c'era Mattana, Tocchetti, Posocco. Ovviamente il primo e più importante è stato Pasqualis, che fu uno scienziato molto importante che collaborò col governo asburgico anche nella nascita della stazione bacologica di Gorizia, e poi ebbe l'incarico di istituire la stazione di Trento, che era l'unico stabilimento bacologico per la produzione del seme bachi nell'ambito dell'impero austriaco. Lì era tutto, come si può dire, amministrato dalla pubblica amministrazione. In Italia non è, questi stabilimenti erano privati, però ovviamente operavano sotto uno strettissimo controllo della pubblica amministrazione. Perché? Perché, e qui veniamo a dire le cose forse più importanti, no? E che sono forse anche meno conosciute, è che praticamente, perché doveva esserci questo controllo della pubblica amministrazione? Perché le uova prodotte con questo metodo Pasteur davano sicuramente un risultato positivo. Quindi cosa succedeva? Che si arrivava subito alla produzione di bozzoli che davano subito un buon risultato nelle filande, quindi c'era un rapporto sicuro e certo tra il semebanchi prodotto e la seta che ne veniva prodotta a livello delle filande. Questa seta uno può pensare che venisse poi lavorata e che fosse quindi la fonte di tutte le lavorazioni per i prodotti in seta finiti. E questo è vero solo per un terzo, perché per i 2/3 la seta grigia prodotta in Italia doveva, non per volontà di chi la produceva, ma proprio per decisioni dello Stato, doveva andare all'estero, collocata all'estero. Perché? Perché in quegli anni c'era un rapporto tra i beni reali, tipo le riserve in oro che le banche centrali erano costrette a tenere, o se non era oro, il rapporto 15 parti d'argento per averne una d'oro, oppure anche la seta grigia interveniva come base monetaria. Quindi la banca centrale italiana, che era la Banca d'Italia, ben inteso, ovviamente era molto attenta ad avere questi depositi anche in seta, e ha preso diverse iniziative anche dopo la Prima Guerra Mondiale proprio per assicurarsi questo sostentamento della moneta cartacea che circolava, che non poteva essere c'era ancora l'obbligo per le banche centrali di convertire in oro la carta moneta che circolava. Questo obbligo dopo la Prima Guerra Mondiale è stato poi passato alla Banca Centrale degli Stati Uniti, però di banca in banca si arrivava fino a lì, quindi ovviamente anche la Banca d'Italia doveva.
Quindi queste sono cose che non si dicono. Perché non si dicono? Perché ovviamente tutte le cose finanziarie si hanno sempre cercato di non farle sapere alla gente, però sono estremamente interessanti, anche perché nessuno penso che facilmente possa immaginare che di tutta la seta grigia che si produceva in Italia solo un terzo poteva poi essere trasformata tramite l'industria di Como, di Lecco, eccetera, in prodotti in seta finiti. I 2/3 necessariamente andavano all'estero dove? Beh, in Francia, nonostante che fosse anche lei una produttrice di seta, aveva una certa bachicoltura anche in Francia, però non ovviamente come quella italiana, e poi in tutti i paesi del nord Europa e soprattutto poi anche negli Stati Uniti. Quindi c'era questa richiesta enorme che ovviamente consentiva di introitare valute estremamente preziose per la nostra politica monetaria, e quindi questo è andato avanti fino al 1934. All'inizio del 1935 tutto crolla, questa impostazione qui economica crolla, per cui praticamente non c'è più bisogno del semebacchi italiano, quindi ovviamente le industrie di Como, come si può dire, degli altri centri dove si erano andate sviluppando queste tessiture, questi settifici eccetera, continuano, però già prima dovevano acquistare i 2/3 all'estero, no? Perché quello prodotto, il vero Made in Italy già prima andava all'estero, no? E quindi dopo praticamente quel tipo di industria continua, però la produzione del semebacchi e la produzione di bossoli veramente italiani praticamente ha un crollo notevole. Poi lo Stato cerca in tutti i modi che di questo crollo la cittadinanza, la popolazione non lo venga a percepire, quindi adotta una serie di stratagemmi, pagando lui i bozzoli, mettendo una serie di accorgimenti perché ci sia comunque una continuità nella produzione di bozzoli, nelle campagne, eccetera, tant'è che anche quando io ero ragazzo c'era ancora una bachicoltura, almeno qui in provincia di Treviso, abbastanza diffusa, no? Ecco. Però diciamo che da un punto di vista sostanziale dei numeri, praticamente il crollo della produzione bozzoli avviene nel 1900, all'inizio degli anni 30, subito dopo la crisi del 29, però in questo caso specifico avviene proprio all'inizio, primi mesi del 1935. È stata una cosa fulminea, come il crollo del campanile di Venezia nel 1902, no? Cioè, crolla tutto d'un colpo, senza c'erano delle avvisaglie, ben inteso. Però c'è stato un crollo veramente. Cosa succede? Che praticamente tutti gli stabilimenti bacologici italiani non avevano più motivo di essere, infatti quasi tutti chiudono. Poi, come le dicevo prima, però lo Stato cerca in tutti i modi che comunque si superi e che la gente soprattutto non percepisca quello che è successo, e quindi praticamente vengono adottati degli accorgimenti per fare in modo che quelle poche ditte che per motivi così di ossequio di queste ditte nei confronti degli amministratori del tempo hanno continuato a produrre, e potessero essere divise le spese, potessero essere andare avanti, perché dopo effettivamente da un punto di vista pratico non c'era più la remunerazione, no? Ecco. E quindi la cosa è andata avanti, però ovviamente non più da un punto di vista per una redditività effettiva del mercato, no? Era stata avanti perché lo Stato ha deciso che un minimo doveva continuare per salvare un po' la faccia, no? E anche per salvare Made in Italy, no? quello famoso, ecco.